Buon pomeriggio, bentrovati a tutti in campo web per raccontarvi la giornata di ieri di Serie A con anticipo dell'Inter 1-1 con la sconfitta del Cittadella praticamente brutta in casa con l'Avellino, ma per parlare della giornata odierna di Serie A dove sono impegnate una squadra, il Verona contro la Sampdoria, questa sera a Bentegodi, mentre domani il Chievo giocherà una partita difficilissima a Roma contro la Roma, la capolista Roma. Per parlare di questo abbiamo collegato Andrea Spiazzi, che lo saluto. Buon pomeriggio Andrea, guarda che bello che sei. Ciao Giorgio, ciao, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene Andrea? Molto bene, grazie, dai, tutto bene. Poi a Verona, insomma, chi è di sponda Hellas non può che essere felice in questo momento, no? Ah beh, immagino. Vabbè, tranne la partita con l'Inter l'ultima volta, che è successo quel che è successo. Ascolta Andrea, nel ragionamento iniziale, voglio fare una parentesi, voglio ricordare la sconfitta del posticipo di ieri sera del Cittadella con l'Avellino. Pensa Avellino, sono arrivati 200-300 supporter a vedere la partita, incredibile. Cioè io non so, domenica Eh, credo ci sia Avellino-Palermo, ci saranno 20.000 persone venerdì allo stadio e quindi davvero un Avellino che è lì terzo in classifica e un Avellino che sta, diciamo, entusiasmando la piazza Campana, insomma Campana intendo Avellino, non Napoli, perché le cose stanno girando bene lì. O no Andrea? Volevo farti la domanda, cosa ne sì. pensavi? Sì, no. Stavo pensando che sembra di essere tornati un po' negli anni Ottanta, no? Ce lo ricordiamo, l'Avellino che naturalmente aveva un grande blasone. Sparito, sembra veramente un ritorno al futuro questo. Beh, che dire, sono le cose belle del calcio. A volte fa piacere, no? Ritrovare anche squadre che magari ti hanno accompagnato da più giovane, da ragazzino, negli album delle figurine che poi non hai più nemmeno visto, e invece insomma vedi che l'entusiasmo poi rimane sempre dentro la gente, come a Verona anche loro avranno sentito dire da tanti ragazzi, dai loro papà, quando Avellino insomma dava del filo da torcere anche in Serie A. Ah beh, sicuramente. Vabbè, allora lasciamo stare l'Avellino, purtroppo speriamo che già sabato, perché il Cittadella giocherà sabato a Siena, riesca, un campo difficile anche per il Cittadella, riesca a uscire da questa situazione. Andrea, invece parliamo delle due veronesi, tu vivi a Verona, segui il Verona, vuoi dirci dove possiamo leggerti, dove possiamo vederti? Allora io ho un sito che si chiama hellas1903.it, seguiamo naturalmente da vicino quotidianamente le vicende del Verona, fermo restando che insomma è chiaro che parlando di Verona e di Chievo si vedono due realtà completamente opposte. Dimmi tu da dove vuoi partire, No, no, se da vabbè, chi sta a partiamo dal Verona perché gioca questa sera. C'è un dubbio, Tony, leggevo sui giornali stamattina, se mi puoi sì. essere d'aiuto. Però c'è un Verona che sta andando a mille, un Mandorlini che ormai lì è diventato un'icona, un leader per i tifosi giallo-blu. Insomma, le cose stanno andando, stanno girando tutte per il verso giusto, insomma, diciamo. Allora, sta andando tutto al di là delle più rosee aspettative. È un Verona che finora ha perduto con i cosiddetti squadroni e basta. E se vogliamo, dopo Roma-Juve è arrivata la sconfitta con l'Inter, anche se insomma c'è stata parecchia polemica per un gol annullato a Toni. In verità l'arbitro aveva fischiato un attimo prima del tiro, ma sembrava che il fallo assolutamente non ci fosse. Sarebbe andata sul 4-3 il Verona. E il Verona è una squadra che, questo sì, un po' perché è un outsider, un po' perché viene dalla B, molte sottovalutano, ma è una squadra che ha una qualità spaventosa in campo, spaventosa insomma alla portata alla piazza di Verona. Erano anni che non si vedeva tanta qualità. Luca Toni, ne hai parlato questa sera, potrebbe non essere degli 11, è uscito leggermente malconcio da Milano. In verità non ha nulla di grave, però visto poi la partita anche di domenica, viste le gare ravvicinate, potrebbe essere che giochi Cacia che è Ecco, un giocatore che in Serie A ha Caccia, una voglia. che non è poi molto contento di fare la panchina, Caccia. Sicuramente no, lo conosci meglio di me, probabilmente noi l'abbiamo visto un anno straordinario a Verona in Serie B, è uno che deve avere un po', no, la coccola dell'allenatore, deve sentirsi la fiducia. È chiaro che arrivato Toni, penso che nessun calciatore possa lamentarsi di essere il secondo o debba capire questa situazione. La CIA deve sfruttare al meglio le occasioni che ha. Finora
è riuscito a incidere, non è riuscito ad andare a segno in qualche gara in cui è comunque entrato, ha fatto del minutaggio. E beh, però può essere che arrivi il suo momento. Se stasera giocherà, sarà chiaramente una grande occasione anche per lui. Ascoltami, Verona che è dietro la zona coppe, dietro la Fiorentina di 2 punti e a 16-18 ne ha la Fiorentina. Cosa si aspettano i tifosi veronesi da questo campionato? La salvezza spero io, perché magari qui Sì. non è che succeda qualcosa, magari cosa si aspettano? Allora, l'appetito viene mangiando, no? Chiaramente nel pallone pensa te dopo la tanta fame dei tifosi veronesi della Serie A che mancava da 11 anni. È evidente che tutti hanno ben chiaro che dopo solo un paio di anni fa, 3 anni fa, mettiamola così, dai, si era praticamente appena arrivati dalla Serie C dopo 4 anni di C, insomma non ci si deve illudere di poter fare chissà cosa, anche perché sarebbe il momento in cui la squadra magari potrebbe anche no, risentire. È una fase positivissima, il Verona esprime un buon gioco, diciamo, il punto debole del Verona è che piglia tanti gol, quello sì, però ne fa anche molti. È un Verona che ha della grande qualità nei suoi uomini, dal portiere Certamente. Rafael. Accelerando i tempi, Andrea, c'è anche un evento particolare. Questa sera ci sarà diciamo un gemellaggio tra, anzi non ci sarà, Sì, c'è un gemellaggio tra i tifosi del Verona e della Sampdoria che si sono conosciuti tramite i social network, Facebook, Twitter e tant'altro, quindi è davvero un'altra cosa molto carina questa sera, eh. sì, diciamo che la simpatia fortissima viene ancora più rinsaldata nella giornata, verrà ancora più rinsaldata nella giornata di oggi, nella giornata di stasera, e quindi c'è grande simpatia tra tifosi del Verona e della Sampdoria, come tra quelli del Verona e della Fiorentina. Sono le due squadre e con le quali insomma c'è un grandissimo legame, no, tra le tifoserie, e questo non può altro che far bene, no, alla pallone, Certo, sentire parlare di queste cose, certo. e Poi, non è solo un contorno, ma a volte è anche la sostanza, no, di Certo, quello che poi, poi si poi, va a vivere poi allo stadio. nel chiederti il pronostico voglio ricordarti che la Sampdoria ha un allenatore rompiscatole, tra virgolette, un allenatore tosto, Eh, Rossi. Fammi il pronostico di questa sera, dai. Assolutamente una gara che potrebbe rivelarsi più difficile del previsto per il Verona, però non posso non dire, non pronosticare la vittoria, visto il momento favorevole, visto che comunque in questo momento il Verona è superiore alla squadra luccerchiata. Staremo a vedere dagli rossi, come dici tu, è effettivamente quasi più di Gabbiadini e di Eder il pericolo numero uno. D'altro canto c'è un Mandorlini lanciatissimo, come dicevi tu, quindi sarà una bella sfida anche fra mister italiani. Che è una bella Insomma, cosa, no, hai diciamo che ragione, una questo bella cosa. perché Senti, siamo quasi in chiusura, ti ho rubato poco spazio perché vedo che sei fermo in macchina, avrai da lavorare, quindi ti ringrazio per questo collegamento. Domani c'è nessun invece problema. anticipiamo la partita che dicevamo difficile da parte del Chievo, non sarà l'ultima Sì, spiaggia per Salino, mi auguro non lo sia perché è un allenatore che stimo, perché poi giocherà col Bologna e sarà quella invece la sì, gara decisiva. Ecco, magari domani sera farà il sì. risultato, visto che non si gioca nulla. Ma cos'ha il Chievo quest'anno secondo te che non funziona? Cosa c'è che non Allora, funziona? io voglio essere abbastanza così drastico. Il Chievo, a mio avviso, non ha fatto una campagna acquisti all'altezza. Non è da dire queste cose del Chievo, però assolutamente per il momento non si vede la qualità in grado, magari nei momenti difficili di una gara, di potertela cambiare. Questo il Chievo non ce l'ha, è un allenatore molto ben organizzato, di una squadra compatta, tutto quel che vuoi, però che in questo momento batte in testa, o meglio batte in coda, perché purtroppo il Chievo è Ecco, all'ultima ma posizione. cosa ci vorrebbe, Andrea, cosa ci vorrebbe per Avanti. rimettere in riga questo Chievo, secondo te? Dove mancano? Che giocatori mancano? Che No, ci ruoli vuole, ci mancano? vuole. Ma l'attacco perché a Teramo non si possono pretendere tanti Stiamo. gol. Paloschi è un giocatore che ha bisogno di attaccare in caratura socialmente. Manca là davanti soprattutto, manca Là là davanti. davanti, Sannino certo. se la giocherà a Roma, ma poi gli verrà data comunque la chance contro il Bologna
prima attenzione di quello che poi verso alla fine di novembre sarà il derby col Verona, al Ah, 26. un derby tutto da vedere, verrò anch'io a vederlo. Va bene, Eh, grazie Andrea di questo collegamento, sei stato molto gentile, in bocca Grazie a al lupo voi, per il tuo lavoro, forza Verona e forza ciao, Chievo grazie, e ci risentiremo ancora qui a tutti i campi web. Va bene, grazie Andrea alla Spiazzi, prossima, alla prossima. saluto a tutti, Va bene, abbiamo ciao. concluso anche questa puntata di Tutti in Campo Web. Vi ricordo tra l'altro che questa sera c'è la giornata di Serie A, l'avrete già capito, con tutte le partite dell'intera giornata, con il Verona per quanto riguarda le nostre che gioca praticamente contro la Sampdoria, mentre il Chievo gioca domani, come abbiamo detto, a Roma contro la Roma. Domani vi terremo conto sia delle gare odierne che anche delle gare che si giocherà domani a Roma, augurando un in bocca al lupo alle squadre venete. Non mi rimane che salutarvi e ricordarvi che ci sentiremo domani dalle 13 meno 15 alle 13, più o meno in questa fascia d'orario, per raccontarvi tutto quello che è accaduto in Serie A e tante altre belle cose a tutti in campo web. Buon pomeriggio e buona giornata.